Diamo la parola a Ciccio Musotto, Presidente del Gruppo Parlamentare MPA all'Ars. Grazie carissime amiche e carissimi amici, Presidente Raffaele Lombardo, graditi ospiti. Brevissime considerazioni. 2 giorni di lavoro intenso, di interventi appassionati, convinti, motivati, che ci hanno stimolato e ci hanno soprattutto responsabilizzato di fronte ad un progetto politico che ha avuto il riconoscimento di tutte le forze politiche che si sono venute qui a confrontare con noi, ma ci hanno dato dei suggerimenti, si sono confrontate in maniera dialettica, e chi non è venuto ha dimostrato che non ha idee, che non ha programmi, che non ha progetti, ma è soltanto arroccato ad una vecchia logica di potere, con una classe dirigente che non è cresciuta nella dialettica quotidiana, nel confronto col territorio, ma è stata imposta da una situazione fortunata politicamente. E devo dire che tra i tanti interventi a cui vorrei fare riferimento, soprattutto a quelli degli amici di Forza del Sud, devono fare un passo avanti. Fleres ha detto delle cose interessanti, guarda con attenzione al nostro progetto, guarda con apertura alla possibilità di costruire insieme a noi e con noi un reale partito che faccia gli interessi della nostra regione, dei siciliani, ma devono fare un passo avanti, devono staccarsi da un ventre molle che li trascina verso una politica nazionale che ha dimenticato, dimentica e dimenticherà sempre quelli che sono i nostri problemi. E la Forza del Sud sono degli amici che hanno dato una loro collaborazione, ma non hanno avuto il coraggio di andare avanti. Noi gli diciamo di andare avanti, di avere questo coraggio, di svincolarsi da coalizioni, da schemi preconcetti o rigidi, per collaborare e per lavorare insieme a noi ad un progetto politico che oggi, in questi giorni, ha avuto questo grande riconoscimento. E il riscontro, caro Raffaele, l'ha avuto dagli interventi, dagli autorevoli rappresentanti di tutti i partiti, dall'ultimo intervento che come sempre è motivato, è ricco di esperienza, ma anche di grande capacità di guardare verso il futuro, di quello dell'onorevole Mannino. Ed è anche il riscontro alle scelte personali che tanti di noi abbiamo fatto, alle scelte personali fatte con profonda convinzione, che non hanno mai avuto momenti né di arretramento, ma i momenti di dubbio, per un processo politico, ma soprattutto per un programma di governo che ha rappresentato una intuizione realmente innovativa e geniale e realmente di grande cambiamento. Si sono avvicendati anche uomini di governo che hanno dato un grande contributo a questo momento di cambiamento. C'è tanto ancora da fare. La situazione socio-economica della Sicilia non è certamente favorevole, non è certamente aiutata, non è collaborata dal governo nazionale, ha bisogno di una grande forza politica, anche di coalizione, che dimostra la capacità non soltanto di argomenti, ma anche di consenso popolare, un rapporto di forza che dimostri all'interno del panorama politico nazionale che in Sicilia ci sono i siciliani che hanno la loro consapevolezza, il loro orgoglio, la loro identità, vogliono governare, ma soprattutto vogliono fare sentire la propria voce. E allora il problema delle coalizioni. Si è tanto parlato, ma c'è una linea
unica, una linea che ci conduce verso un confronto assolutamente leale con il Partito Democratico. L'abbiamo visto in aula quotidianamente attraverso tutte le leggi di riforma che sono state emanate, sono state adottate e soprattutto di fronte ai disegni di legge, anche di iniziativa parlamentare, che si dovranno affrontare all'interno dell'Assemblea regionale siciliana. È stata una collaborazione di grande lealtà, di grande consapevolezza, di grande coinvolgimento. Non ci sono mai stati momenti di divisioni su questi argomenti importanti. Queste ultime divisioni, differenziazioni in questi giorni circa la durata della legislatura oppure la possibilità di allargare a sinistra la coalizione non sono problemi, dobbiamo dire, che ci riguardano. Lo abbiamo detto con fermezza, l'hanno detto i nostri militanti, l'hanno detto i nostri dirigenti, l'hanno detto i nostri uomini di governo. Noi abbiamo bisogno di altri 2 anni di governo per continuare questa azione incisiva che venga compresa, condivisa e soprattutto che porti vantaggi positivi all'interno del popolo siciliano. Nei confronti dei giovani si parla giustamente, è il vero, unico, reale problema della nostra terra di Sicilia, l'ho sempre detto, è il problema del lavoro, è il problema della disoccupazione, è il problema della non credibilità delle nuove generazioni nei confronti della classe dirigente e di governo che non dà risposte concrete. Bisogna accelerare la spesa, bisogna spendere assolutamente le risorse comunitarie attraverso meccanismi di snellimento di quelle che sono le pratiche burocratiche, attraverso una maggiore presenza della politica nell'ambito della burocrazia per evitare che le lentezze portino al disfacimento di una potenzialità che ci dà la Comunità Europea con i tanti risorse finanziarie che non vengono spese attraverso la composizione, ma soprattutto l'espletamento dei bandi comunitari, servizi alle aziende, servizi ai privati, servizi a tutti gli imprenditori che in tutti i campi, a cominciare dall'agricoltura, vogliono investire con passione all'interno della nostra società economica. Quindi un programma di governo denso, ma su cui bisogna premere l'acceleratore, bisogna accelerare, non bisogna ritardare. 2 anni volano, 2 anni per far capire alla gente che il governo lombardo, la coalizione con cui il governo lombardo ha posto in essere un reale sistema di cambiamento, darà i suoi effetti e questo è necessario che tutti insieme collaboriamo. Quindi un rapporto con il Partito Democratico dove non c'è certamente ombra di dubbio, ombra assolutamente di voler tornare indietro. Però c'è una grande intuizione che è stata di Raffaele Lombardo, che è la centralità autonomistica. Si è costruito in effetti un gruppo, un Parlamento, un partito, una coalizione che ha una sua validità al centro e ha naturalmente alla base i valori dell'autonomia siciliana. Ed è quello che viene chiamato a livello nazionale terzo polo, ma qua da noi è una cosa ben diversa, perché qua da noi in Sicilia l'MPA è una grande risorsa di amalgama, di collegamento, di collazione di questo processo politico con gli amici dell'UDC, con gli amici che vengono da Rutelli, con questo gruppo che si è costituito all'interno dell'Assemblea regionale siciliana, degli alleati per la Sicilia, che ha dato la possibilità di costituire un coordinamento di un gruppo di parlamentari che costituiscono il terzo di Palazzo d'Ercole, il terzo della nostra assemblea rappresentativa dei siciliani. Quindi ci sono tutte le condizioni per poter andare avanti, per costruire, per collaborare. Naturalmente ci vuole una evoluzione politica, naturalmente ci vuole certamente, l'ho sempre detto,
Raffaele ne è assolutamente convinto, una base culturale più profonda, più sentita, più radicata nella nostra terra di Sicilia, che sia la base del nostro partito. Abbiamo i militanti, abbiamo i dirigenti, abbiamo una coalizione con cui discutere e collaborare e dobbiamo naturalmente sistemare e mettere a regime questo partito che è pieno di militanti e di appassionati. Io mi avvio alla conclusione, caro Raffaele, tu sai l'affetto, la stima che ho sempre avuto e che ho nei tuoi confronti. A Palermo, verso la fine degli anni 70, l'amico Mannino Colto ricorda, fu pubblicato un libro di una scrittrice Edmond Charles-Roux che si chiamava Oublié Palermo. Io ti dico però, Raffaele, non oublié Palermo. Raffaele, non dimenticare Palermo. Palermo è una grande risorsa, è una grande base anche elettorale soltanto se gli riconosciamo un ruolo, gli diamo anche un ruolo alla sua classe dirigente. Oggi ci sono tantissimi giovani che sono venuti da Palermo di domenica qui, non abbiamo dato la possibilità per le esigenze organizzative di parlare, ma io sono convinto che tu non dimenticherai Palermo, che è fondamentale per poter avviare questo processo di cambiamento e di rivoluzione all'interno della nostra regione siciliana. Grazie onorevole Musotto.